Ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico per una parte della sede dei Padri Missionari Comboniani in via da Verdara, pieno centro di Padova. Lì l'ESU ricaverà 109 posti letto per gli studenti dell'università, che entro il 2027 diventeranno oltre 1200 complessivi grazie ad altri interventi in corso. Questa è l'opera che questo CDA di ESU è la più grande che sia stata progettata, con i suoi 109 posti. È il primo cantiere che andiamo a mettere a terra, ne seguiranno altri con altri tanti posti, ci saranno delle residenze con 90-95 posti, ma questa da 109 è la più grande. Tempi di consegna 750 giorni, 58 camere, singole e doppie, 2 aule studio, sale riunioni, lavanderie e cucine, per un totale di 2450 metri quadri interni e 2500 esterni. Che la rende una struttura che non sia solo un dormitorio per studenti anonimo e universitario anonimo, ma uno spazio che possa essere vissuto e che dia vita ad uno spazio all'interno della città in pieno centro. C'è l'impegno della Regione, tra l'altro noi ogni anno destiniamo 10 milioni agli ESU per il funzionamento ordinario, ma quest'anno abbiamo investito ulteriori 10 milioni per investimenti, tra cui quello che oggi annunciamo e che riguarda Padova. 5 padri comboniani poi rimarranno a vivere con gli studenti, cercando di dare loro un sostegno educativo. La nostra presenza è proprio quella di voler insieme con i giovani dare proprio questo spazio fisico, perché stiamo dando proprio questa parte della casa, ma anche spazio di missione perché si possa veramente comporre questo alfabeto nuovo per questo mondo.